Con il nostro ospite Oscar Olivo, Patrie Furlane, per quanto riguarda il Friuli centrale. Allora, Olivo, Iarsere, la Boldrini è chiacchierata, ha detto una roba importante, poi traduco agli amici del Veneto, insomma, che bisogna fare integrazione. Buonasera a tutti i telespettatori. Sì, ieri le Boldrini, per dire come Galantini, è stata vergognosissima. È una situazione che femmine lì è fulminata, manco mai che le Presidente delle Chiamare. No? Sì, assistenza a 360 gradi a queste persone, se non vorresti di stare contenti perché ho un domani di accettare il loro stile di vita che sarà sicuramente per un italianesimo migliorativo proprio dal nostro modo di vivere e delle nostre culture. Noi di Patrie Furlane assolutamente, ma non credo me no, insomma tutti i furlans, assolutamente no, queste persone si hanno Sì, di tornare. però diciamo così, no? Adesso io chiaramente devo rimanere in lingua italica, chiaramente il discorso vostro va a prescindere, nel senso che voi dite, no? Il friulano, la cultura del friulano, ma lo stesso comunque abitante dell'Italia, non ha niente a che fare con un popolo che arriva qui, magari si lava in un rubinetto in mezzo alla strada senza problemi. Questo magari accadeva anche da noi 70 anni fa, ma siamo nel 2016. No? Sì, ma bisogna chiarire un momentino dopo, no? C'è che potrà succedere. A noi personalmente, vuoi sintetizzare, prea col paraiar non us va assolutamente bene, no? Che dopo Sarebbe il lato B del corpo umano, per capirsi. ecco, che dopo, che in Friuli si in tanti smosti, specialmente da Stato, che non vuol dire che Bene. di accettare che si anche tanti smoschei, se velensi claro. Ecco, quindi noi, il nostro modo di vivi, non vogliamo assolutamente che si cambiate, se vedi cambiare, vedi decidere Bene. no, per un sattiase nestre. Nadale, la Lipuartis e dopo arriva l'Epifania che tutte le feste si parte via, diceva il proverbio. Grazie Oscar Olivo per il suo intervento, grazie a voi gentili.